Nome? Igor, Elena, Professione? regista e insegnante di recitazione. triple threat performer. Quali sono le emozioni primarie? La paura, il disgusto, la rabbia, la gioia, la sorpresa e la tristezza. Per me, dici? La tranquillità. Se ti dico paura, cosa ti viene in mente? Emozione primaria, anzi la più primaria, la prima di tutte. In questo momento, bosco. E amigdala? È una parte del cervello addetta alle emozioni primarie. Dovrei sapere cosa significa, scusa. Un sinonimo di paura. Terrore, Terrore. Ciao, maestra di italiano. Un contrario di paura. sicurezza, Serenità. Un sinonimo dell'opposto di paura. tranquillità, Gioia. Fai una rima baciata con la parola paura. la paura è nella natura. La mia paura è tanto scura. Quando hai paura, come reagisci di solito? Mi fermo. Forse mi arrabbio. Preferisci l'attacco o la fuga? In realtà la terza, la mimetizzazione. Dipende. Oggi dico attacco. Motiva la tua precedente risposta. Uno quando ha paura prova a fare in modo come se non ci fosse, mimetizzarsi, non facendosi notare e evita l'attacco. L'attacco comunque mi dà un po' più di forza rispetto alla fuga. Perché la gente urla per la paura? Credo sia una reazione alquanto istintiva. Per farsi sentire? Ci fai sentire un urlo? Ah! Ma era un urlo di paura o per fare paura? Era un urlo e basta, non lo so. Era un urlo di paura. Mezza paura. Ti sei mai guardato allo specchio e hai avuto paura? No, per fortuna ancora per il momento non mi faccio paura da solo. Sì, Fammi una faccia da paura. Davanti a te ci sono dei trucchi. Creati da solo un trucco teatrale pauroso. Addosso a me? Ma io non ho la più pallida idea come si fa sta cosa. posso andare fino a domani io in questo. Oddio. Ecco, questo probabilmente farebbe paura a una costumista e alla nostra truccatrice. Se dovessi fare paura al tuo compagno accanto a te, cosa gli diresti? C'è un serpente. Non ho studiato il testo. C'è qualcosa che ti fa paura di lui e che vorresti dirgli? No. No, a parte che è il mio vicino di casa. Fagli paura adesso! Fammi uno sguardo di paura. Perché la gente ha paura? Fa bene avere paura per non morire. Perché tiene a delle cose, immagino. Ma la paura è un'emozione solo negativa? Ma paura non è un'emozione negativa, a parte che le emozioni non sono negative e positive. La paura è una emozione riparatrice, ti mette a riparo dai pericoli. No, ti fa fare grandi belle cose. La paura potrebbe essere intrigante. In che senso? Bah, la letteratura, la cinematografia, i teatrali, è tutto pieno di drammi e di storie di paura, uno dei temi credo più frequenti nell'arte. Non lo so, in che senso? Perché si dice una gnocca da paura? Non lo so, è una cosa un po', un trash romano mi suona così. Troppo gnocca, immagino. Hai paura dell'ignoto? Dipende dall'ignoto. Sì e no, l'ignoto può far paura, può incuriosire, può creare anche curiosità. Sì, a volte. In questo periodo difficile, cosa ti fa più paura? L'indisciplina della gente. Non poter lavorare.
Quindi? La paura in questo caso è una cosa collettiva che va affrontata in modo collettivo e risolta in modo collettivo. Stare a casa e vivere la mia vita. Brevemente, cosa potresti dire del tuo rapporto fede-paura? Non lo so, la fede è fondata spesso sulla paura, anche se non dovrebbe esserlo. Niente. Ti viene in mente qualche passo del Vangelo? No. No. Cosa c'entra il Vangelo con la paura? Cosa c'entra? Credo niente, credo che con la paura c'entri più il Vecchio Testamento. Non lo so. Me lo farò dire dal regista, non so. E Vangelo con nemico? È la paura del nemico, la paura di chi potrebbe essere il nemico. È il titolo. Per me è il titolo. Invitate il pubblico a vedere il nostro nuovo spettacolo. Venite a vedere il nostro nuovo spettacolo. Gente, venite a vedere il nostro spettacolo. Cosa ti faceva più paura da bambino? Il cattivo voto a scuola. I sogni che facevo. La paura è la via per il lato oscuro. La paura conduce all'ira, l'ira all'odio. L'odio conduce alla sofferenza. Ah, io sento in te molta paura. Ma chi può aver detto una frase simile? Non più pallida idea. Qualcuno che aveva molta paura. Non lo so, basta con l'interrogazione, ti prego. Dimmi una canzone che ti fa venire i brividi. The Sound of Silence. Beh, mi piace tanto Voltava di Smetana, che è una composizione. Quella. 3 film di paura. Rosemary Baby, Antichrist, Profondo Rosso. Nightmare on Elm Street, 1, 2, 3. Un testo di paura. La Metamorfosi di Kafka. Non mi viene in mente neanche uno al momento. Un figo da paura. Gabriel Garco. Christian Bale. Un rimedio della nonna contro la paura? Non ricordo che ci sia stato qualche rimedio della nonna. Non lo so, sarà la rachia o una cosa del genere, immagino. Un tuo personale consiglio contro la paura? Conoscere. Respirate e mettetevi al lavoro.